Un taglio delle dosi uguale per tutte le regioni del 29% con il riequilibrio con la prossima fornitura. E quanto deciso durante la riunione dei presidenti di regione con il commissario Arcuri, il governo nazionale annuncia comunque ricorso nei confronti di Pfizer che non sta garantendo la fornitura pattuita, bloccando di fatto la campagna vaccinale. Se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Questo è perequativo, è mutualistico e anche dà un senso di responsabilità. Come si è messi, poi ve lo dirà il dottor Flor, noi siamo solo a richiami per ora. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale del Veneto di fatto si arresta sulle prime dosi. Sì, si farà una Moderna perché comunque Moderna ha un percorso suo, no? I 7.800 della scorsa settimana, i 7.800 di questa e fra 3 settimane avremo il richiamo. E quindi noi adesso avremo quantomeno dalle informazioni che ci sono state date un paio di settimane, quindi questa che stiamo già vivendo, no? E la prossima dopo dovremo tornare a regime, come si dice. Queste sono le informazioni che ci sono state date. Certo è che noi dobbiamo far veloce con i vaccini. Io spero che EMA dia il via libera ad AstraZeneca. Non ho nessun elemento scientifico per dire che AstraZeneca si merita il via libera, ma spero che se ci sono elementi per dare via libera si possa avere un terzo vaccino oggi sul mercato, perché capite che oggi gli interlocutori sono pochi. Considerate che AstraZeneca si impegna a dare 8 milioni di dosi. Nei prossimi 20 giorni noi abbiamo bisogno di 110.000 dosi di vaccino solo per i richiami. Ad oggi ne abbiamo 42.000. Sappiamo che la settimana prossima, se sarà confermato, ne riceviamo altre 34.000 più 23.000, ma non abbiamo ancora il dosaggio per tutte le 110.000 persone. Allora noi andremo avanti a fare richiami e accantoneremo vaccini per avere la copertura per le 110.000 che abbiamo già vaccinato. Appena sappiamo di avere in più, cominceremo a vaccinare nuovi casi. C'è attesa per la classificazione del Veneto tra arancione o giallo, una classificazione che determinerà anche le valutazioni sulla riapertura della didattica in presenza nelle scuole superiori, materia in cui c'è attesa anche per il pronunciamento del TAR a cui ha ricorso un gruppo di genitori. Zaia, nel commentare la crisi di governo, non risparmia una frecciatina appuntita al fiduciato premier Giuseppe Conte. Allora, Conte va ben tutto, ma che pensi alla sua fiducia, perché andare lì a parlare di titolo quinto. Io do ragione a Conte sul titolo quinto, che va rivisto. Bisogna togliere tutte le competenze allo Stato. Spero intendesse questo, perché è giusto che le regioni abbiano la loro autonomia. E i paesi che funzionano hanno scelto di dare la competenza ai territori. La Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, insomma i paesi federalisti li conoscete quanto me. A me spiace che abbia voluto portare questo cameo, definiamolo così, nel suo discorso, che era semplicemente per addolcire gli animi di qualcuno che odia l'autonomia, qualche bieco centralista, qualcuno che pensa che il futuro sia il Medioevo, non il Rinascimento.